sta vedendo adesso questa macchina. Questa macchina praticamente stava occupando la corsia di entrata, ma in modo errato. E per chi era abituato a immettersi nella vecchia corsia centrale può risultare pericolosissimo. Siamo a San Biagio di Callalta, dopo il centro abitato. Giovedì scorso è stato ultimato il cambio di viabilità da parte di Veneto Strade. Venerdì il primo incidente. Fino alla scorsa settimana esisteva una corsia di accelerazione e decelerazione in direzione Ponti di Piave. Ora, per immettersi sulla Postumia da via Prati, si devono oltrepassare 2 corsie. Se una macchina che arriva da Ponte di Piave si deve fermare, corre il rischio di essere proprio tamponata da dietro. Può fare un frontale anche con degli esiti drammatici. I residenti, abituati alla vecchia viabilità, sono quelli che rischiano di più. Questa modifica di questo incrocio su una zona, su una viabilità abbastanza anche spedita e veloce, è estremamente pericoloso nel senso in cui non è stato spiegato probabilmente anche ai residenti di Rovarè, che si trovano ad affrontare un'uscita, come stiamo vedendo adesso, che è modificata rispetto a una volta. Il comune ha posto un cartello che indica il cambio di viabilità, ma i residenti chiedono altri accorgimenti almeno per un certo periodo. Invito Veneto Strade e l'ANAS di rafforzare quella che è la sicurezza di questo incrocio.